Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui pronto per commentarvi la sfida valevole per il campionato di Serie C2 che vede scendere in campo Palermo Futsal Club, squadra di casa, e Club Olimpia. In difesa Gugliaro, nel frattempo inizia anche il match, molto interessanti. Fiorentina è stato probabilmente la ciliegina a Gugliaro contro Calè e buca il portiere, continua a segnare Massimo Gugliaro, fa 1-0. Un Palermo Futsal Club non messo bene in campo in questo momento, con diversi errori, anche forse con qualche dribbling di troppo. Nel frattempo Fiorentino carica un po' i suoi dicendo passiamoci maggiormente il pallone perché è questo quello che non sta funzionando. Franco sbaglia il passaggio, la Fiura con il tacco lascia lì, Franco per Fiorentino mette ancora dentro, palla che rimane sempre lì e Pirrone ne esce bene con i muscoli, poi Fiorentino va a lottare, è molto dolorante Pirrone, e poi la Fiura mette il pallone fuori sportivamente, ma è stato sicuramente il signore Graziano a dirgli di farlo. Poi si rialza Pirrone, molto dolorante. Lo scontro con il suo diretto avversario, 0-1 il risultato, dicevamo, poi pallone subito dato da Scibilia. Fiorentino, Pisani, subito un Palermo molto offensivo con Fiorentino, Pisani, Franco e la Fiura, però al momento non sta praticamente servendo a nulla, il risultato è di 0-1 con Agugliaro che ha sfruttato l'unica occasione al momento creata con qualità. Pisani, Franco, calcia, palla fuori. Questa era una gran bella azione con Pisani che aveva servito bene il compagno, Pisani che al momento gode di un grande momento di forma, non soltanto in zona gol ma anche in zona assist, scorso partita infatti ne ha fatti ben 2. Oggi la bella notizia sicuramente è la presenza di Gennaro nel gruppo dei convocati, lui che è stato assente da diverse partite, l'ultima contro il Marsala in campionato, insomma si parlava di dicembre, più di un mese fuori, oggi è tornato, insomma. Tanto Fiorentino lotta con Agugliaro, poi comunque rimane sempre di 0-1. Poi Agugliaro per Colomba! Anzi per Scibilia che fa il gol dello 0-2 e cuore verso la telecamera. Un brutto errore ancora della difesa rosanero. Lì non fa nulla ed è 0-2. Dopo Raneri con la maglia numero 3, poi Agugliaro rientra, può calciare col destro! Ed è 0-3, sta facendo tutto lui, 0-3. Nicchia per Dichiara di ritorno, Dichiara mette dentro Gennaro e torna con il gol. Gabriele Gennaro fa esultare il popolo rosanero. 1-3. Agugliaro con il sinistro può calciare, vediamo, mette dentro per Pirrone e fa il gol dell'1-4, funziona sempre il contropiede. Longo va lunghissimo ancora, scontro, palla che rimane lì ed è 1-5, però questi palloni stanno facendo soffrire tantissimo i rosanero. Fiorentino, Franco mette dentro l'attacco Gennaro con la tibia e fa 2-5. Fiorentino, la Fiura ancora allarga, Gennaro mette dentro, Chiara 3-5 e Club Olimpia con un gol. Franco nasconde il pallone Longo, la porta per Gennaro, Franco ancora salta, l'uomo attraversa, testa ancora, Nazareno Franco dalla testa, non è sicuramente la sua giocata, ma va bene lo stesso 4-5. Se ne possibile, però è stato nemmeno fischiato. Franco ancora calcio! Franco! Sotto le gambe di Longo! Ed è scelta davanti a Belardi, davanti a Chinnici, davanti a tutti! Ed è 5-5! Ma prende qualche spavento, poi Di Chiara si gira molto bene qui Di Chiara, in avanti Di Chiara sempre per Franco, la tocca Franco, Longo, Franco! Franco! E 5-5-6-5! Ed esulta con tutti! Nazareno Franco! Tripletta! Che partita! Per Raneri con il mancino Calì. Che paura però, perché con i piedi è andato anziché con le mani. C'è Nicchia
servito adesso Nicchia, avanza Nicchia! Nicchia! E segna pure questo! L'avevamo detto! Alessandro Nicchia! 7-5! Lotta con Lopez, fa buon lavoro. Mancano 5 secondi e poi va bene così! Vince in rimonta il Palermo Tezza Club con il risultato di 7-5 dopo una super partita, forse un po' troppe espulsioni.